il 18 maggio esattamente, mi ricordo. È stata un po' drammatica perché anche se da neofiti, perché siamo nuovi in questo mestiere, quando fai l'incasso della giornata e ti ritrovi 22 euro, c'è un po' da spaventarsi. Elisa e Ivan, lui ex campione di basket di Serie A e fino a poco fa allenatore della squadra giovanile del Ponzano. Lei la compagna di una vita. Insieme inseguono il sogno di una vita normale nella loro Treviso e decidono, dopo tanti anni in giro per l'Italia, di aprire un bar-caffetteria in Viale Luzzati, inaugurato a metà dicembre dello scorso anno. 3 mesi dopo, il lockdown travolge anche loro come tante altre realtà del territorio. Una lenta ripartenza e la voglia di ricominciare, ma la seconda ondata forse è stata ancora più dura della prima, con i ristori che per loro, commercianti di un Veneto in zona gialla, non sono previsti. Sicuramente chiudendo alle 18 abbiamo perso anche il giro di coloro che finiscono di lavorare, vengono a fare aperitivo prima di andare a cena o che si organizzano semplicemente prima di uscire. L'unica cosa che ci hanno dato è a novembre, che è servito soltanto a pagare l'INPS del piccolo ristoro, quindi diciamo ci sono stati dei cali di fatturato, di soldi e chiaramente anche di clienti, la gente ha anche più paura. Da un po' di giorni al Time Out, così si chiama il locale, la coppia ha deciso di ospitare un musicista ex giocatore. Anche questo è un modo per reagire a questa fase. In questo caso chiediamo che il time out del nostro governo e di questa situazione non sia troppo lungo, perché abbiamo voglia di ritornare in campo. E anche un bel messaggio sarebbe per i nostri figli, chiaramente, di crederci nella vita e di andare avanti rimanendo certamente coi piedi sempre per terra e positivi andremo avanti.